Siamo in compagnia di Ramon Pardo, tecnico della BDL Minimotor Correggio, vittoria 8-0 contro il Y Sport Valdagno. Forse il primo step era dimenticare la sconfitta di 7 giorni fa contro il Seregno. Sì, credo che la sconfitta della settimana scorsa è stato un punto di attenzione per la squadra. Tutto i giocare la prima parte del Seregno si è giocato bene, come ho detto settimana scorsa. Sappiamo che questa partita era più importante. Dopo fare una buona partita in casa, credo che non si è giocato con un risultato tan buono in tutta la stagione, e questo è più importante perché in casa dobbiamo essere troppo forte. E oggi si è guardato soprattutto la prima parte diciamo troppo bene, giocatore più intenso, andando a porta con testa, con criterio, si è giocato bene. Sicuramente la settimana scorsa con Seregno si è giocato un po' con il modello un po' migliore, ma oggi l'affettività a porta è stata benissima e credo che il risultato 7-0 la prima parte ha marcato la differenza, e dopo la seconda sempre difficile quando vince di tanto gol, mantenere la concentrazione. La concentrazione è complicato, ma è importante. Porteria a zero, e oggi che ha giocato Luca ha fatto una bella partita, non è facile. Sono contento per i ragazzi, come dico stiamo lavorando troppo bene, giochiamo molto bene al hockey. Dobbiamo migliorare alcune situazioni, soprattutto di concentrazione, in difesa, di presa di decisione, ma il cammino, la via è questa e stiamo contenti. Settimana prossima contro il Sandrigo è una partita difficilissima, ma più importante. Credo che sempre quando dopo si va a riposare per il Natale, a finalizzare questo anno vincendo in Sandrigo può essere un punto buono, e andiamo lì con tutto. Avevo 3 domande, hai risposto a tutte e 3 senza che te le facessi, quindi bravo. E l'ultima in casa, ci sarà, come dicevi giustamente, un'ultima sfida per la BDL Minimotor Correggio in quel di Sandrigo. Puoi fare adesso gli auguri di buon Natale a tutti i tifosi, il modo migliore gliel'avete fatto, diciamo, con questo 8-0. Sì, vincendo, credo che oggi i tifosi, tutti i Correggio, bisogno di una vittoria così, perché stavamo lavorando bene, e chi è in casa sempre un po' difficile, un po' di tensione perché sta tutti qui guardando la partita, ma finalizzare qui questo anno con questa vittoria per i tifosi è bravissimo, e complimenti a tutti, buon Natale, ci vediamo la prossima. Grazie mille Ramon Pardo e in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Grazie a voi.